Centinaia di persone stamane a Ormelle per i funerali di Alessandro Feletto, morto in sella allo scooter martedì scorso. La comunità stretta attorno alla famiglia, il parroco come un martirio per loro. Sorpassi azzardati, manovre pericolose, la Treviso Mare come una pista da corsa, potenziati i controlli dei carabinieri, raffiche di patenti ritirate, nel ponte di Ferragosto in azione anche l'elicottero dell'Arma. Rischio incendi nelle zone boschive, vietata l'accensione di griglie e barbecue come da circolare regionale. A Valdobbiadene, dopo la grande paura per le fiamme sul Cesena, si vigilerà con grande attenzione. Il report del turismo in Veneto alle porte di Ferragosto, dati positivi, ma dice Federalberghi difficile tornare ai livelli di pre-pandemia, pesano ancora caro energia e carenza di personale. Solidarietà del presidente di Anci Veneto Conte al sindaco di Farra, oggetto di insulti e minacce. Chi si assume la responsabilità di prendere decisioni, dice, deve poterlo fare senza diventare un bersaglio. Razzie in un supermercato di Castelfranco, una donna e i suoi due complici rubano 8 bottiglie da 100 euro l'una. Volevamo farci il bagno nello champagne, hanno detto prima di essere arrestati. La morte a 93 anni di Piero Angela ha destato profonda commozione anche in Veneto, forte il suo legame soprattutto con Padova, dove aveva fondato il CICAP, il Comitato contro le Pseudoscienze. A Vazzora nel 2020 aveva ricevuto il premio Fuoriclasse. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, la cronaca in primo piano. Per loro è come un martirio, così il parroco a Ormelle ha sintetizzato il dolore straziante dei familiari, dei genitori di Alessandro Feletto, il 17enne morto in sella allo scooter martedì scorso, il terribile schianto contro un furgone. Stamane a Tempio di Ormelle l'ultimo addio. In centinaia questa mattina a Tempio di Ormelle per l'ultimo saluto ad Alessandro Feletto, lo studente 17enne morto martedì scorso in un tragico incidente stradale in scooter. L'intera comunità ha voluto stringersi a mamma Egle, papà Stefano e ai due fratelli Andrea ed Alberto, straziati dal dolore. La bellissima chiesa dei Templari, la stessa nella quale Alessandro era stato battezzato, aveva ricevuto la prima comunione e la cresima, non è bastata ad accogliere tutti ed in molti hanno assistito alla cerimonia funebre sotto il portico, sul sagrato e la piazzetta. La bara in legno chiaro con un cuscino di fiori bianchi portata a spalla dagli amici e dai cugini, il bianco, il colore scelto dalla famiglia per salutare Alessandro ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio. Ad officiare la cerimonia Don Massimo, che nell'omelia ha raccomandato alla comunità intera la preghiera e la vicinanza a mamma e papà di Alessandro, che stanno vivendo, come tutti i genitori che perdono un figlio, un dolore superiore al martirio. Perché quello che loro vivono adesso è un vero e proprio martirio. Un genitore che perde il figlio preferisce morire lui al posto del figlio, che è un dolore grandissimo, indicibile. Perciò il genitore soffre un vero e proprio martirio. Tantissimi giovani presenti, i molti amici ed i compagni di scuola del 17enne che frequentava il liceo Scarpa di Motta di Livenza, compagni che hanno scritto un messaggio consegnato ai genitori nel quale hanno ripercorso tutti i momenti più belli e felici trascorsi assieme ad Alessandro. Ma oggi è stato il momento del silenzio e della preghiera e l'intera comunità si è stretta in un grande abbraccio alla famiglia di Alessandro, strappato troppo presto alla vita. Una delle tante, troppe giovani vittime sulla strada e di sicurezza stradale parliamo nel prossimo servizio. Sorpassi azzardati, manovre pericolose. La Treviso Mare è sempre di più presa da alcuni automobilisti come una pista da corsa. I carabinieri hanno intensificato e intensificano i controlli e sono scattate numerose sanzioni. E in questi giorni di bollino nero, oltre ai carabinieri del radiomobile di Treviso, in azione anche l'elicottero dell'Arma. La Treviso Mare è una delle strade più pericolose della Marca, non mancano i fiori e le croci sui cigli delle carreggiate a ricordare chi lungo questa strada ha perso la vita. Eppure ci sono automobilisti che mettono a rischio la propria vita e quella altrui. Sono stati approntati dei servizi preventivi al fine di bloccare condotte sconsiderate pericolose da parte di alcuni utenti della strada che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.
I carabinieri hanno così intensificato i controlli di posti di blocco nelle arterie maggiormente trafficate che portano alle località marittime montane. Sarà un weekend, quello di Ferragosto, blindato sulle strade per evitare, se possibile, gli incidenti stradali. Saranno servizi intensificati, in particolare con l'ausilio dei motociclisti, dell'equipaggio dei motociclisti, il quale permette un controllo più agevole e anche veloce in caso di intervento nell'interesse del cittadino. Questa è stata un'estate nera sul fronte sinistri, a volte anche mortali. I servizi finora che sono stati eseguiti purtroppo già nelle scorse settimane ci hanno permesso di monitoraggio, ci hanno permesso di accertare diverse violazioni da parte di alcuni utenti della strada, violazioni che riguardano principalmente la velocità eccessiva e sorpassi purtroppo pericolosi e azzardati. In 15 giorni sono state ritirate ben 10 patenti di guida, alcune per sorpassi azzardati, 2 per guide in stato di ebbrezza. Non solo, ma sono scattate anche sanzioni pecuniarie, arrivando fino a 10 punti tolti agli automobilisti pizzicati in manovre pericolose. Abbiamo constatato che prendono tutte le categorie, dai giovani ai padri di famiglia, donne, uomini, quindi purtroppo gli utenti sono svariati, non c'è una categoria specifica, c'è da prendere coscienza che bisogna rispettare le norme e soprattutto guidare in sicurezza nell'interesse di tutti quanti. Automobilisti avvisati, le strade saranno presidiate per permettere ai cittadini di trascorrere giornate in tranquillità e in sicurezza. C'è un altro rischio, quello degli incendi in questi giorni. Nelle zone boschive vietata l'accensione di griglie e barbecue, come da circolare regionale sul grave pericolo di roghi. E a Valdobbiadene, dopo la grande paura per le fiamme sul Cesena che abbiamo raccontato ieri, si vigilerà con grande attenzione. L'accendere fuochi, fare grigliate può sembrare un qualcosa di semplice da gestire, però basta una folata di vento che fa spostare le braci, magari senza che ce ne accorgiamo, e da lì può partire un incendio preoccupante. Non serviva l'incendio dell'altra notte sul Monte Cesena per ribadirlo, ma tant'è. Stop alle tradizionali grigliate di Ferragosto a Valdobbiadene come negli altri comuni veneti, qualora possano mettere a repentaglio aree boschive o terreni in questo momento di gravissima siccità. Nessuna ordinanza comunale, spiega il sindaco Luciano Fregonese, i divieti sono già contenuti nel documento regionale. La circolare emanata dalla Regione Protezione Civile regionale da ultimo il 21 luglio scorso con la dichiarazione di grave pericolosità per incendi è ancora in vigore, quindi il rischio c'è e va gestito. La dichiarazione sostanzialmente dice divieto di accensione fuochi a meno di 100 metri di distanza dai boschi e comunque in aree di prati con sterpaglie nelle quali ci può essere il pericolo di incendio. Che un incendio venga provocato volontariamente o accidentalmente, le conseguenze spesso sono le medesime, ricorda il sindaco, che invita quindi i cittadini ma anche i tanti turisti che affollano le zone montane in questo fine settimana a evitare grigliate in contesti a rischio. Consentite quelle in casa propria o al ristorante, ma all'aperto, lì dove è sufficiente una scintilla a scatenare un rogo, assolutamente vietate. Basti pensare che anche le 3 aree attrezzate su a Pianezze sono state interdette. Abbiamo 3 piccole aree attrezzate a picnic nella zona di Pianezze, aree comunali. Le abbiamo già un mese fa transennate perché non vengano utilizzate. A causa dell'emergenza idrica che ha colpito in particolar modo quest'area, non è stato neppure possibile bagnare come gli anni scorsi i prati e il sottobosco circostanti, così da impedire a eventuali fuochi di attecchire. Fregonese si appella dunque al buon senso delle persone, ma se non dovesse bastare ci sarà anche chi vigilerà. In questi giorni, da ieri, oggi, domani Ferragosto, l'indomani di Ferragosto, avremo i volontari della Protezione Civile Antincendi Boschivi di Valdobbiadene che pattuglieranno il territorio montano anche per, dare consigli e ricordare le persone di porre massima attenzione.
E poi c'è il turismo che fa i conti a ridosso di Ferragosto, sono i dati di Federalberghi di questo agosto, anche dell'inizio dell'estate, dati positivi ma in chiaroscuro. Spiagge e lago si confermano le mete preferite per i vacanzieri d'agosto. Alla vigilia del Ferragosto, Federalberghi Veneto diffonde i dati con i tassi di occupazione media delle strutture ricettive, che sono molto positivi anche confrontati con il dato pre-pandemia del 2019. Sulla costa veneta in particolare occupate oltre l'85% delle stanze contro il 76% del 2019. Turisti soprattutto italiani 27%, come sempre del resto in agosto, tallonati da tedeschi 23% e austriaci 14%. E quest'estate in media ci si ferma una notte in più rispetto all'anno scorso. Ottimi dati anche dal lago di Garda, con un tasso di occupazione di oltre il 93%, con i tedeschi che la fanno da padrone anche in un mese come quello d'agosto, non prediletto dai turisti d'Oltralpe. Superiori al 2019 ma leggermente inferiori all'anno scorso i dati degli hotel della montagna veneta, a oltre il 73% d'occupazione, con l'eccezione di Venezia un po' meno bene le città d'arte, che con un 59% di occupazione registrano un leggero calo rispetto all'anno scorso e non ancora ai livelli del pre-Covid. Calo di presenze condizionate dal grande caldo delle ultime settimane, che ha allontanato i turisti dalle città, dirottandoli verso località più fresche, come dalle difficoltà operative degli aeroporti internazionali, anche se complessivamente gli ultimi 4 mesi sono stati buoni. Comunque non è tutto oro quel che luccica. Secondo Federalberghi Veneto è prematuro un eccessivo ottimismo, perché sarà difficile anche un totale recupero dei livelli di occupazione delle strutture pre-pandemia, con gli alberghi che devono fare comunque i conti con l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia e la carenza di personale. Ieri abbiamo raccontato delle minacce anonime, minacce di morte arrivate con una lettera al sindaco di Farra Perencin, bersaglio anche la sua giunta e anche la sua risposta forte, fatti avanti, proprio diretta all'anonimo mittente. Sono arrivate in queste ore ovviamente le parole di solidarietà da tutto il mondo politico e istituzionale, arrivano anche dal presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che parla poi anche dei piccoli comuni, motore dell'economia italiana, stando a uno studio della CGA di Mestre. Piena solidarietà di ANCI Veneto al sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin, destinatario di una lettera anonima recapitata in municipio contenente insulti e minacce di morte. Con la pandemia e la crescente crisi economica, i casi di amministratori bersaglio di tentativi di intimidazione si sono moltiplicati. È un periodo particolarmente delicato, soprattutto da un punto di vista sociale, dove chi è chiamato ad assumere delle decisioni poi diventa oggetto di minacce e di lettere intimidatorie. Quindi la mia solidarietà al sindaco di Farra. Dispiace vedere che chi si mette in gioco per il bene comune poi diventa anche bersaglio di queste minacce, che sono assolutamente sgradevoli e condannabili. Perencin, sindaco di un territorio sotto i 20.000 abitanti, e proprio i comuni di queste dimensioni, secondo la CGA di Mestre, costituiscono il motore dell'economia produttiva italiana. Qui ha sede il 41% delle imprese e dei lavoratori dipendenti, e qui si produce il 39% del valore aggiunto nazionale. Centri piccoli e medi che spesso non ricevono quanto danno. I piccoli comuni rappresentano la stragrande maggioranza degli amministratori del nostro territorio, tant'è che come ANCI Veneto abbiamo da sempre sposato la causa dei piccoli comuni, che devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, ma i doveri ce li hanno già, gli stessi diritti però dei comuni grandi. Concordo pienamente che questi comuni devono avere la capacità attrattiva e di sviluppare progetti, cosa che noi stiamo cercando di fare come ANCI, perché i problemi che hanno i piccoli comuni da un punto di vista di organico rappresentano una barriera davvero importante per quello che è il futuro dei loro territori. Sono 1 migliaio i comuni italiani per i quali intanto l'ANCI nazionale starebbe pensando di proporre lo slittamento della fine del mandato dei sindaci al maggio 2026, così da recuperare i mesi persi per lo slittamento delle elezioni a causa della pandemia, un'ipotesi che trova Conte d'accordo. È giusto che ogni amministratore, che sia di una città piuttosto che di una regione, possa usufruire dell'intero tempo del mandato per
portare avanti i propri progetti e la propria visione di città. È evidente che durante la pandemia queste tempistiche sono state un po' destabilizzate, quindi se questo dovesse servire o potesse servire per ristabilire l'ordine, soprattutto per riallineare le tempistiche di mandato, io non ci vedrei nulla di contro. Un provvedimento che, se adottato dal governo, verrebbe esteso anche ai presidenti delle regioni eletti nel 2020, Luca Zaia compreso, che potrebbe così arrivare ancora in carica alle attese Olimpiadi invernali del 2026, lasciando poi la strada libera a Luigi Brugnaro. È giusto che lui raccolga i frutti del suo lavoro. Per quanto riguarda i ragionamenti legati al post eventuale Zaia, io credo che non dipenda dalle tempistiche, ma dipenda dai progetti, dalle persone e dall'idea di regione che vogliamo dare. E ci sono poi le elezioni. Oggi presentato il programma del Partito Democratico, con Letta ancora all'attacco del centrodestra sul tema del presidenzialismo dopo le parole di ieri di Berlusconi. C'è in ballo la nostra Costituzione, ha detto il segretario Dem. Di strumentalizzazione parlano invece Fratelli d'Italia e Lega in Veneto, dove torna anche il tema delle trivellazioni in Alto Adriatico. Non se ne parla, dice il Movimento 5 Stelle. Insomma, il punto nella giornata politica nel prossimo servizio. Siamo di fronte, il 25 settembre, a una scelta storica, una scelta per la quale o si sta da una parte o si sta dall'altra, o si sta dalla parte della difesa della nostra Costituzione o si sta dalla parte dello stravolgimento della nostra Costituzione. Per Enrico Letta, gli italiani chiamati alle urne a fine settembre sono davanti a un bivio. Sullo sfondo la bufera innescata dalle dichiarazioni di Berlusconi sul presidenzialismo e sulla necessità di dimissioni da parte di Mattarella nel caso di un ok alla riforma da parte delle Camere. Un'ipotesi certo, poi spiegata, circoscritta, ridimensionata dallo stesso Cavaliere, ma l'effetto è stato comunque quello di uno tsunami. Per i Dem un vero e proprio attacco alle istituzioni nel giorno della direzione del partito. E fatemi qui iniziare chiedendovi un momento di tributo nei confronti del massimo garante delle nostre istituzioni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il centrodestra né più né meno di una strumentalizzazione. In Veneto è Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia a ribadire che l'elezione diretta del capo dello Stato è un tema di bandiera da sempre. C'è una sinistra che in questo momento è in grande affanno e che non ha una unità di vedute su nulla nei loro programmi e agitano l'unico spettro che li vede tutti uniti e compatti, che è quello di oddio se governa il centrodestra, che loro chiamano le destre non a caso, succede il terremoto. Mentre Gardini ricorda la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 avviata dal governo D'Alema, la Lega porta un esempio più recente. Detto che mi fa un po' sorridere sentire parlare Letta, che è segretario di quel partito, del PD, in cui quando il segretario era Renzi fece di tutto per stravolgere la Costituzione, tanto è vero che andammo a un referendum e Letta appoggiava quel referendum e lo persero, che stravolgeva proprio l'asse costituzionale. Quindi nessuno stravolge niente. Scintille a parte, lo stesso PD in giornata ha svelato il suo programma: taglio del cuneo fiscale, 500.000 alloggi popolari in 10 anni, trasporto pubblico gratis per giovani e anziani, difesa comune europea, ius scholae, legge su fine vita, DDL Zan e matrimonio egualitario. Un altro punto, quello dei rigassificatori, definiti necessari a patto che siano transitori. In Veneto inevitabile guardare al tema delle trivellazioni in Alto Adriatico, dove il Movimento 5 Stelle già marca la differenza. Abito tuttora a Chioggia, ho visto gli effetti delle trivellazioni nel Polesine e anche in queste zone. Io dico di no, semplicemente perché non bisogna tornare al passato, bisogna guardare al futuro. Torniamo a parlare del caso criptovalute dopo le prime querele presentate in procura dal Movimento Difesa del Cittadino, che sta seguendo oltre 300 clienti convinti di essere stati truffati dalla New Financial Technology di Silea. Anche il Codacons si muove ora organizzando per sabato 21 agosto all'Hotel Continental di Treviso un'assemblea con le persone danneggiate dal sistema che il Movimento Difesa del Cittadino, che per primo ha seguito questa vicenda, non ha esitato a definire una truffa architettata da un'associazione a delinquere. Di fronte all'allettante
proposta di investimenti sicuri con la rendita del 10% mensile garantita da un algoritmo che sarebbe stato capace di massimizzare l'arbitraggio tra criptovalute, secondo il Movimento Difesa del Cittadino guidato dall'avvocato Matteo Moschini, si sarebbe invece trovati di fronte al classico schema Ponzi, cioè la raccolta di denaro che veniva usato per ripagare parzialmente i nuovi investitori. Quindi si moltiplicano anche le assemblee di questi investitori, mentre le denunce sono state presentate in procura già questa settimana, un caso destinato a restare evidentemente ancora aperto. A Castelfranco adesso una razzia particolare in un ipermercato cittadino e poi i ladri bloccati in flagranza dai carabinieri, singolare anche la risposta, la giustificazione che hanno dato ai militari. Quando i carabinieri li hanno fermati all'uscita di un supermercato di Castelfranco dopo la razzia, con lo zaino carico di 8 bottiglie di champagne pregiato, valore 800 euro in tutto, la risposta di una 33enne veneziana è stata pronta. Volevamo farci un bagno nello spumante. Non è bastato per evitare che la donna, il compagno 38enne e un complice 50enne venissero arrestati. Oltre allo champagne, destinato evidentemente ad essere rivenduto, avevano appena rubato anche delle scarpe sportive. Nella loro auto inoltre i militari hanno trovato svariati coltelli e occhiali da sole, altra razzia di giorni precedenti, come confermato dai sistemi di videosorveglianza che li avevano già immortalati in azione. Una piccola banda con precisi ruoli. La donna sceglieva le bottiglie da asportare per poi passarle al convivente che provvedeva a rimuovere il dispositivo antitaccheggio con una pinza. Infine, il terzo componente trasportava tutto nello zaino contenente le bottiglie asportate. Fin quando non sono intervenuti i carabinieri e invece di fare il bagno nello champagne si sono ritrovati davanti al giudice per la convalida dell'arresto, puntualmente arrivata in tribunale a Treviso. Il questore di Treviso invece ha vietato a un 51enne con numerosi precedenti penali l'accesso a bar e locali che vendono alcolici per i prossimi 2 anni. L'uomo è stato imposto anche il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali del centro storico. Il segnalato più volte in stato di ubriachezza nelle ultime settimane, l'uomo aveva compiuto diverse condotte moleste durante eventi e manifestazioni di vario tipo. L'episodio più clamoroso all'inizio di questo luglio, quando durante il festival Sile Jazz, improvvisando una performance, aveva impedito agli artisti di esibirsi fino a quando non era intervenuta la pattuglia della polizia locale ad allontanarlo. Ed ora la morte di Piero Angela a 93 anni, il cordoglio ovviamente anche in tutto il Veneto. Aveva un forte legame con il Veneto Piero Angela, a Padova soprattutto, dove aveva fondato il CICAP, il Comitato di Controllo sulle Pseudoscienze. Solo 2 anni fa a Vazzola gli era stato invece conferito il premio Fuori Classe. Buon viaggio papà. Poche parole accanto alla foto di Piero Angela. Arriva così, fulmine a ciel sereno in questo sabato a ridosso di Ferragosto, la notizia della morte di Piero Angela. 93 anni, una vita dedicata alla scienza e alla diffusione della sua conoscenza. Così, venerdì 21 febbraio 2020, il giorno in cui il Veneto scopriva l'incubo coronavirus con i primi 2 casi accertati a Vo, Piero Angela parlava a Vazzola, dove era stato insignito del premio Fuori Classe 2019. Dobbiamo stare molto attenti. Quello che sta succedendo in Cina con le autorità cinesi sembra esagerato, però col senno di poi bisogna giudicare, perché quella roba lì mica bisogna scherzare troppo. Poi qui noi siamo capaci di trovare i vaccini, però ci vuole tempo e questi virus sono veloci. Un'analisi lucida la sua di giornalista scienziato che allora, a 92 anni, aveva disegnato con quella consapevolezza che offre solo la conoscenza i mesi incerti che tutti avremmo vissuto. Diversamente dall'AIDS, che come si dice, se lo conosci lo eviti, qui se lo conosci comunque non lo puoi evitare. Non sai se il tuo vicino in aereo c'ha il coronavirus oppure no. Come si è visto su quella nave ferma in Giappone, si stanno contagiando tutti. Ecco, quindi forse sì, c'è un problema poi economico, perché lo sappiamo che si bloccano le forniture, eccetera. Quindi deve essere attaccato e risolto in fretta, questo sì, però facendo misure anche drastiche.
C'era il lockdown, c'erano le conseguenze per l'economia, c'era la consapevolezza che la scienza e i vaccini sarebbero stati l'arma contro la pandemia. In queste parole, un legame profondo, quello di Piero Angela con la nostra regione, con Padova ancora più forte. È proprio la città del Santo che da 5 anni ospita il Festival del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, associazione che Piero Angela aveva fondato nel 1989. Commosso il ricordo del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che lo ringrazia per il legame con la città. Aprì a tutti l'accesso al sapere, così anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. E così parlava Piero Angela al Bo in occasione del Festival del CICAP nel settembre 2019. La nostra società ha bisogno di persone che rispondano consapevolmente alle domande. E con queste parole dalla pagina Facebook di Superquark, il programma condotto dal 1981 e lasciato in eredità al figlio Alberto, il suo congedo da tutti noi. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Il tradizionale concerto dell'Assunta che chiude a Santa Maria Maggiore il Ferragosto trevigiano, iniziato sempre a Madonna Grande al mattino con la cerimonia del cero, si svolgerà anche in caso di maltempo. Comune, organizzatori e parrocchia si sono infatti accordati per trasferire artisti e pubblico al chiuso all'interno della chiesa in caso di pioggia. L'appuntamento, lo ricordiamo, lunedì sera alle 21. A esibirsi i cantanti lirici di livello internazionale e l'Orchestra Filarmonia Veneta. Tema il bicentenario canoviano, tanto che chi vorrà potrà approfittare prima del concerto dell'apertura straordinaria del Museo Bailo dalle 17 alle 20 per visitare a soli 6 euro la mostra Canova Gloria Trevigiana e usufruire, esibendo il biglietto, di un prezzo speciale in diversi bar e locali della città per aperitivo e pizza. Lasciamo adesso Treviso, andiamo nel Bellunese. E in primo piano torniamo a parlare di siccità e laghi. Se manca l'acqua, l'attrazione turistica dei laghi ovviamente diminuisce. Nel Bellunese situazione a due facce, ad esempio dal lago di Santa Croce a quello di Alleghe. Nonostante nei giorni scorsi ci sia stata qualche breve precipitazione, le risorse idriche scarseggiano. Di pioggia ne servirebbe molto di più. E poi non è nevicato a sufficienza in inverno. Il livello dell'acqua nei bacini idrici scende e preoccupa per esempio il lago di Santa Croce. Il livello del lago al momento è salito leggermente negli ultimi giorni grazie alle precipitazioni e grazie al fatto che con la sollecitazione che abbiamo fatto insieme con i sindaci di Sospirolo e di Pieve e di Cadore siamo riusciti a fermare il prelievo di acqua. Comunque il lago è ancora basso, sentendo i vari operatori turistici che lavorano nel lago di Santa Croce mi dicono che qualche turista c'è ancora, che qualche turista è tornato, ma la situazione sicuramente è peggiore rispetto a quella dell'anno scorso. Per fortuna non per tutti i laghi è così. Dalla parte bassa della provincia a quella alta le cose cambiano. Ad Alleghe, per esempio, lo specchio creatosi nel XVIII secolo per una frana che costò decine di vittime si fa ammirare in tutta la sua bellezza. Il lago è in buona salute grazie all'intervento della Regione che ci ha permesso dopo il disastro di Vaia che ha portato 500.000 metri cubi di materiale all'interno appunto dell'invaso, di asportarne 250 in questa prima fase e quindi di ridargli quell'aspetto che era tipico del nostro lago. Oltretutto con l'intervento sempre fatto dalla Regione con Veneto Acque sul canale scolmatore a valle del lago c'è stato un ricambio dell'acqua per cui abbiamo adesso un colore verde smeraldo stupendo. Multe da autovelox, il comune di Colle Santa Lucia si conferma da record come ormai da 3 anni a questa parte, soprattutto grazie al sistema di rilevazione installato sul passo. Già i dati emergono dal portale del Ministero dell'Interno dove sono stati pubblicati oggi i rendiconti sui proventi delle violazioni al codice della strada che per legge le amministrazioni locali sono obbligate a consegnare al governo entro il 31 maggio di ogni anno. E nel piccolo comune delle Dolomiti, che ha, pensate, meno di 360 abitanti, sono stati 552.000 gli euro incassati in un anno con questo autovelox. E a proposito di velocità, una gara automobilistica appesa a un filo, è un futuro sempre più nero quello della Pedavena Crocedown, in dibattito in corso ormai da settimane e ormai le ipotesi sono due: o accorciare la gara di un terzo oppure non farla.
Si affollano nubi scure sul futuro della 39esima edizione della cronoscalata automobilistica Pedavena-Crocedaune, già intanto rinviata da settembre a ottobre, ma con la probabilità più che la possibilità che nemmeno venga disputata. Dall'anno scorso nel Parco delle Dolomiti Bellunesi è entrato in vigore il regolamento previsto per legge e manifestazioni come questa non sono consentite. Il regolamento del parco, che è stato approvato e emanato dal Ministro, ma costruito anche dagli enti locali, ha un articolo che è prevista in maniera molto chiara il divieto di manifestazioni motoristiche. Questo divieto può essere superato attraverso la modifica del regolamento. Non può esserci un'interpretazione, al di là che sia del parco, che sia del Ministero, che inverte una norma regolamentare, e questo è il primo aspetto. Sin dal 1994 la legge prevede che debba esserci un regolamento, anche se pochi parchi ad oggi lo hanno. Nel 2009 il regolamento fa capolino, nel 2013 viene adottato e quindi nuovamente nel 2018, ma entra in vigore solo l'8 ottobre 2021. L'evento nel vecchio tracciato oggi non è possibile perché la norma del regolamento non lo permette, però c'è già stata una verifica fra il comitato organizzatore e la struttura tecnica del parco e è stato verificato che una gara su un percorso ridotto sarebbe ammissibile e fattibile, ma questa è una scelta che lasciamo poi al comitato organizzatore. Ovviamente l'atto di rigetto della domanda, che è stato emanato oggi dalla struttura, può essere impugnato nelle forme che sono previste dal nostro ordinamento. Le corse automobilistiche potevano essere consentite, ma andava previsto. L'iter per modificarlo richiede almeno un paio d'anni. Quindi, a meno che non si accetti di ridurre la gara da 8 a 5 km, percorrendo gli ultimi 3 come trasferimento, seguendo le norme del codice della strada, anche le edizioni 2023 e 2024, come minimo, sono molto più che a rischio. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Condizioni di tempo stabile grazie all'aumento, sia pure temporaneo, della pressione atmosferica, che poi lunedì lascerà spazio ad una perturbazione. Intanto il dettaglio di domenica 14 agosto. Sul Veneto sarà asciutto, tanto sole come vediamo su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà terso e limpido, senza piogge associate, solo con occasionali annuvolamenti. Temperature in lieve aumento, minime tra 14 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato ovunque, la grafica ci mostra un cielo in prevalenza sereno con brezza anche sostenuta di pomeriggio sulla costa. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 31-33 gradi all'incirca. Non cambia la situazione sul Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento e cielo sgombro da nubi, senza piogge. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime intorno ai 31-32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.